tutti, buonasera a chi ci segue da casa. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi per iniziare il nostro incontro e vorrei leggere con voi il testo che si trova nella prima lettera di Pietro, il capitolo 1, versetto 3. Che dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo Gesù dai morti. Che in questo weekend che celebreremo la Pasqua noi possiamo ricordarci che la nostra speranza è in Cristo. Lui è morto per i nostri peccati, ma ci ha dato la speranza della vita eterna. Amen? Preghiamo? Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per la tua misericordia. Ti ringraziamo, Signore, perché sei morto su quella croce per noi, oh Padre, per portarci, Signore, a una nuova vita, per portarci, Signore, la vita eterna. E che noi possiamo, Signore, aggrapparci a questa sicurezza, Signore, che possiamo avere la convinzione, oh Padre, che tu sei con noi in ogni giorno della nostra vita, oh Padre. Benedici, Signore, questo culto, Padre, che possa essere la nostra lode a te, che il Signore possa parlare ai nostri cuori, oh Padre, che il Signore possa benedire questa serata, Signore, e che noi possiamo, Padre, offrire tutta la nostra vita a te, oh Padre, come tu hai fatto per noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazia tua e il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato il prezzo in me, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Tua, il tuo infinito amore.
di ciò che hai fatto in me. Gloria a Dio. Gloria a Dio per il sacrificio che Gesù ha fatto in croce per noi e che in questo momento in cui stiamo celebrando la Pasqua, stiamo celebrando il sacrificio più grande che è stato fatto per le nostre vite, per renderci liberi, che in questo momento possiamo presentarci all'altare di Cristo, all'altare di Dio, che possiamo lasciare da parte tutto ciò che ci blocca, tutto ciò che ci impedisce di stare più vicini a Lui e che possiamo lasciarci comprendere dal Signore. A volte ci chiudiamo in noi e non lasciamo spazio a Dio, quindi che possiamo aprirci a Lui, che possiamo in questo momento consegnare tutto a Lui e che possiamo ricevere il suo abbraccio, che possiamo ascoltare la sua parola e ricevere il suo amore. Sopraffatto dal peccato tuo, Gesù ti chiama. E ad uscita tu non vedi più, cerchi un tocco del cielo qua giù, Gesù ti chiama. Oh, vieni all'altare, il Padre abbraccia per te, qui il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Lascia andare le piante vero, guarda avanti, c'è molto di più, Gesù ti chiama. La speranza ne risveglierà, nuova vita lui ti donerà, Gesù ti chiama. Oh, vieni all'altare, il Padre abbraccia per te, qui il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Oh, vieni
Vieni all'altare. Oh, vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, qui il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Oh Signore Padre, ti ringraziamo per la tua presenza questa sera, Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai amato tanto da mandare il tuo unico figlio a morire per noi, Signore, al posto nostro, perché noi siamo peccatori e dovremmo pagare per i nostri peccati, Signore, ma tu hai mandato Cristo per poter pagare al posto nostro, per poter passare tutta quella sofferenza al posto nostro. E ti chiedo, Signore, che noi possiamo in questa sera avvicinarci di più alla persona che è Cristo, a quello che Lui è stato qua su questa terra, a tutto quello che ha dovuto passare e soffrire a causa nostra e per il nostro bene, per amore a noi, Signore. Che noi possiamo comprendere che Lui ha dovuto essere letteralmente martoriato per poterci portare la salvezza, Signore. Ha dovuto passare per tantissime cose anche quando era in vita, perché la tua parola dice che Lui è stato rinnegato, è stato messo da parte da tutte le altre persone, è stato sempre escluso dal mondo, Signore. E tutto questo per amore a noi, Signore. Io non oso neanche immaginare quello che Cristo ha dovuto passare su questa terra e in croce per il nostro bene, Padre. E quindi che in questo momento noi possiamo, attraverso il tuo Spirito Santo, connetterci a te, Signore, possiamo connetterci alla tua parola, alla persona di Cristo, che possiamo capire in profondità il tuo amore verso di noi, Signore, che possiamo capire quanto è prezioso il tuo nome e quanto è prezioso averti nelle nostre vite, Signore. Ti ringrazio per questo, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Se la parola dal principio, uno con l'Altissimo, nella creazione la tua gloria, rivelata in te, Gesù, che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re, che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore,
questa lode la dedichiamo a te, Signore, questa adorazione la dedichiamo a te, Padre, che possiamo ogni giorno di più credere sempre di più al fatto che il tuo nome è potente, che il tuo nome è potente per cambiare tantissime cose nelle nostre vite, Signore. Tantissime situazioni in cui noi pensiamo che non ci sia via di fuga, tantissime situazioni in cui noi pensiamo che non c'è soluzione, Signore. Che in queste situazioni tu possa intervenire, che tu possa agire, che tu possa cambiare cuori, trasformare vite, trasformare matrimoni, trasformare relazioni, trasformare sentimenti, che tu possa curare tutto quello che c'è da curare in noi, tutte quelle ferite che ogni volta che ci succede qualcosa riemergono e ci fanno soffrire sempre di più, Signore. Che noi possiamo capire che tutto quello che stiamo soffrendo qua, tutto quello che stiamo peccando qua sulla terra, Signore, tu hai già risolto questa parte, non c'è bisogno che noi continuiamo a frustrarci per queste cose, Signore. Non c'è bisogno che continuiamo a preoccuparci per tutte queste cose, perché tu sei con noi, Signore. Tu ci ami in un modo perfetto, in un modo profondo e in un modo indescrivibile, Signore. E quindi che possiamo evitare di continuare a preoccuparci per tutte queste situazioni, tutte queste cose che appartengono alla terra, Signore, perché poi nell'eternità noi saremo insieme a te e sarà tutta un'altra storia, Padre. Quindi che questa sera possiamo, te lo chiedo ancora, Signore, che possiamo comprendere di più del tuo amore, di più del sacrificio che Gesù ha fatto in croce, di più del motivo del perché tu hai fatto questo, Signore, e che possiamo avvicinarci a te, Signore, che le nostre orecchie possano essere pronte a sentire e che il nostro cuore possa essere pronto a ricevere tutto quello che hai da darci questa sera, Signore, tutte le verità che vuoi comunicarci, tutto quello che hai intenzione di cambiare nelle nostre vite, Signore, che possiamo decidere oggi di non scendere a tratti o scendere a compromessi con te, Signore, che possiamo davvero essere sicuri della nostra decisione, essere sicuri di te, essere certi della salvezza che abbiamo in te e che possiamo scrollarci di dosso la pigrizia o la paura, Signore, e che possiamo camminare, correre verso la vita, Signore, che possiamo camminare con te verso la vita eterna, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Ma mi manca i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come Padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso te,
canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà. Signore, ti prego che in questo momento tu possa parlare al nostro cuore, che tu possa benedire la vita del predicatore, che tu possa benedire il messaggio che lui porterà, Signore, perché sarà portato da te, Signore, sarai tu a parlare attraverso di lui, Signore, che possa raggiungere direttamente i nostri cuori, che possa direttamente raggiungere ciò che deve raggiungere in noi, Signore, che possa compiere lo scopo per il quale tu parlerai questa sera, Signore. Ti ringrazio per la vita di ogni mio fratello, di ogni mia sorella che è qui presente, Signore, che tu benedica grandemente le loro vite, che loro possano essere restaurati dalla tua parola, dalla tua adorazione, che possano essere restaurati da questo momento in comunione, Signore, e che possiamo uscire diversi da come siamo entrati, Signore, per opera tua, Signore. Ti ringrazio, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Buonasera. Buonasera. Proviamo. Cosa celebriamo nella Pasqua? La risurrezione di Cristo. La Pasqua è iniziata durante l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, e questo possiamo vedere nel capitolo 12 di Esodo. Non leggeremo tutto ovviamente, però un pezzettino. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui 2 stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Verso 11. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Preghiamo. Grazie, Padre, perché un giorno tu hai inviato il tuo Figlio, l'agnello di Dio, perfetto, senza peccato, per morire in croce per noi, Padre. Grazie perché quel sangue ci ha lavati, ci ha purificati di tutta l'ingiustizia. Grazie perché Lui ha vinto la morte, è risorto e oggi è vivo, Padre. È questo il Dio che glorifichiamo. In nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Quindi la Pasqua, nonostante sia iniziata
in Egitto era soltanto un segno, un'ombra di qualcosa che stava per venire. Quel agnellino, si può dire? Come si dice un agnello piccolino? Agnellino? Quell'agnellino che è stato sacrificato nell'Egitto puntava all'agnello di Cristo, l'agnello di Dio, l'agnello perfetto, quello che ci libererebbe delle tenebre. Quindi è iniziato lì come un promemoria, possiamo dire, e poi si è compiuto in Gesù. Il popolo di Israele ha dovuto sacrificare un agnello e Cristo, per sua volontà, si è offerto come sacrificio al posto nostro. L'importante però è che lui non è rimasto morto, lui è risorto, è vivo e oggi è a destra del Padre. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 53, verso 7 dice: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, ele non aprì la bocca. Matteo 28, 1-6 parla della resurrezione di Cristo. Leggerò solo il testo finale. Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Ele non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. L'importante di tutto questo è che oggi il sepolcro non è un così bello sepolcro, ma il sepolcro è vuoto. Stasera vedremo la morte e la risurrezione di Cristo, come sicuramente avete già visto un paio di volte, ma proviamo a vedere da un'altra prospettiva. Proviamo a vedere da prospettiva di qualcuno che è stato accanto a Gesù durante tutto il suo ministero, che ha visto molto da vicino tutto quello che Gesù aveva fatto e che magari c'è qualcosa di diverso da insegnarci. Stasera vedremo la morte e risurrezione di Cristo dalla prospettiva di Pietro. Luca 5 ci racconta quando Pietro è stato chiamato per seguire Gesù. E Pietro, come ben sapete, è stato uno dei primi discepoli a essere stato chiamato. E dov'è il nostro Pietro questa sera? Proviamo a illustrare un po' quello che era successo. Il testo ci racconta che Gesù era vicino al lago, la folla, le persone si stringevano molto vicino a lui perché sicuramente volevano capire cosa lui aveva da insegnare, quello che lui diceva, e in mezzo alla folla lui ha guardato due barche che erano lì vicine, con i pescatori che avevano appena finito di lavorare, avevano pescato, tra virgolette, avevano provato a pescare per tutta la sera, e eri stanco sicuramente, stavano già lavando le loro robe, non so, le reti e tutto quanto, quando Gesù decide di salire su uno di quelle barche. Ha salito sulla barca di Pietro e provate a immaginare in quell'istante lì Pietro
che era stanco, era nelle sue barche, stava già pulendo tutto, lavando, vede la folla che si avvicina a lui con un uomo in una posizione di stacco, posso usare questa parola? E all'improvviso sale sulla sua barca. E cosa forse pensava Pietro in quel momento lì? Questo cosa vuole? È salito addirittura alla mia barca. Non contento, Gesù ha chiesto anche a Pietro di allontanarsi un po' dalla riva e ha iniziato a insegnare. E Pietro, nonostante stanco, nonostante avesse lavorato già da tutta la sera, adesso doveva anche aspettare che Gesù predicasse. E lo ha fatto. Ha aspettato tranquillamente, oppure, non so, forse non così tranquillamente, ma ha aspettato. E alla fine della predica, quando Gesù ha finito di insegnare, ha detto a Pietro, prendi la rete e, come si dice? Non è... Getta, grazie. Prendi la sua rete e getta. E lì Pietro, scusa signore, come se non avesse già provato da tutta la sera. Non ha detto niente, almeno la Bibbia non dice che Pietro ha risposto in qualche modo, ma qualcosina ha pensato di sicuro. Sono stanco. Questo arriva, sale sulla mia barca. Mi chiede di allontanarmi. Poi mi fa addirittura stare qui ad ascoltarlo. Finisce di predicare e devo gettare la rete di nuovo. Va bene, lo faccio. Ha gettato la rete e cosa dice la Bibbia? La rete era così piena che iniziava a rompersi. Pietro ha deciso di chiamare i suoi amici che erano nell'altra barca. Loro si avvicinarono e hanno iniziato a prendere i pesci. Tanti pesci che le barche affondavano. Abbiamo visto i pesci. Quindi, nella prospettiva di Pietro, divideremo la storia in 3 scene. 3 scene molto particolari e poi alla fine vedremo il perché. La prima scena è la pesca. Questo qui è solo per farvi memorizzare. Pietro con i pesci, con la rete, quando è stato chiamato. Alla fine, Pietro quando vede cosa era successo, verso 10 dice: verso 10 no, verso 8. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. La Bibbia racconta che loro erano spaventati perché non riuscivano a capire esattamente quello che era successo. Mai visto così tanti pesci, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro dove non avevano preso nulla. Pietro ha riconosciuto chi era davanti a lui. Ha riconosciuto al punto di dire: Signore, allontanati da me. Ha riconosciuto non soltanto chi era Gesù, ma anche qual era la sua posizione. Io sono un peccatore, non sono degno di essere nella sua presenza. Signore, allontanati da me. La risposta di Gesù è stata: Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa
e lo seguirono. Grazie Pietro. Quegli uomini avevano avuto un'esperienza senza dubbio incredibile. E quella scena lì, vissuta da Pietro, sicuramente è rimasta in testa sua per tutta la vita. Memorizzate anche voi questa scena, va bene? I pesci, chiamiamo questa scena la scena dei pesci. Quegli uomini, non soltanto Pietro, ma anche i suoi amici, hanno deciso di mollare tutto, lasciare la loro vita indietro e seguire Gesù. Andiamo alla prossima scena. Questo è stato l'inizio, la chiamata di Pietro. E adesso andiamo alle ultime ore di Gesù prima della crocifissione. La prima scena. E poi Matteo capitolo 16, dal 17 a 21. Il primo giorno degli Azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? E gli disse: andate in città dal tale e diteli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. Insomma, Gesù conosceva qualcuno in città che aveva una struttura adatta a ricevere lui e i suoi discepoli per festeggiare la Pasqua e ha chiesto a questa persona di poter utilizzare la sua struttura. I discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Di chi parlava Gesù? Di Giuda. Quindi, di nuovo, facciamo un esercizio, proviamo a immaginare la scena, il tavolo pronto per la Pasqua. Sicuramente c'era ancora quell'odore, quel profumo dell'agnello arrosto, si dice? L'agnello arrosto, tutto quel cibo lì, loro che festeggiavano la Pasqua, ma anche che sicuramente sapevano che qualcosa era di diverso. Il clima forse un po' tenso, e all'improvviso Gesù dice che qualcuno lo tradirà. Loro avevano vissuto per circa 3 anni con Gesù, avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto e ora ricevono la notizia che uno di loro sta per tradire il Mestre. Versi dal 26 al 29. Mentre mangiavano, dov'è il nostro Pietro? Ritorna Pietro. Questa è la nostra. Questa è la nostra seconda scena. Loro che erano al tavolo, mangiando, Gesù che dice che uno di loro lo avrebbe tradito. Poi, mentre mangiavano, Gesù prese del pane, attenzione a questa informazione, e dopo aver pronunciato le benedizioni, lo spezzò. Farò il ruolo di Gesù. Dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò
e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Se la prima scena era Gesù chiamando Pietro durante la pesca, la seconda è durante la cena Gesù che spezza il pane e condivide con i suoi discepoli. Ancora durante la cena, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13 dal 33 in poi dice: figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così io dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni agli altri. Da questo conosceranno tutti che tutti siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Grazie Pietro. Di nuovo, prima scena, i pesci, seconda scena, il pane. Dal verso 36 in poi, Simon Pietro gli domandò: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Di nuovo, uno dei primi discepoli ha ricevuto la notizia che qualcuno di loro stava per tradire Gesù. Poi Gesù dice che va in un luogo dove loro non possono andare insieme. E Pietro dice: io voglio seguirti, io darò la mia vita per te. Gesù che, insomma, sicuramente lì Pietro voleva dimostrare che magari era forte, era coraggioso e che era disposto a tutto per Gesù. E Gesù risponde: Pietro, parafraseando, non so se si dice così, Pietro, ma sei sicuro? Darai davvero la tua vita per me? Sei davvero disposto a tutto? Sei così fedele? In verità ti dico che il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. E cosa forse lì in quel momento, cosa è passato nella testa di Pietro? Insomma, io sono qui che dico a Gesù che se da una parte c'è qualcuno che deve tradirlo, io sono disposto a tutto, sono disposto a dare la mia vita per lui, ho vissuto 3 anni insieme a lui, ho visto di tutto e adesso lui mi dice che ancora stasera lo tradirò non una, ma 3 volte. Di cosa sta parlando Gesù? Sicuramente non l'ha preso per bene questa informazione, nel senso, dubito che lui credeva che sarebbe, come posso dire, che sarebbe, mi è mancate le parole, scusatemi, che lui sarebbe così codardo, diciamo, per arrivare al punto di rinnegare Gesù.
Dopo la cena, Gesù è andato al Getsemani per pregare. Matteo capitolo 26, 39 in poi. Poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i discepoli lo seguirono. Giunto il suo luogo disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e prostrandosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Ed essendo in agonia, ele pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Non so se sapete, ma c'è per i nostri medici, futuri medici, c'è una cosa chiamata ematidrosi. Ematidrosi, sapete cos'è? È una condizione medica molto molto rara nella quale una persona può eliminare sangue attraverso il sudore. In quale situazione questo succede? Quando questa persona è sottoposta a una situazione di stress fisico, emotivo e psicologico così intenso che i vasi sanguigni che sono vicini alle glandole sudoripare si rompono, il sangue si mescola con il sudore e quella persona arriva al punto di sudare sangue. Quindi non è che era come si dice quando è solo un esempio, cosa? Metafora, grazie. Non era un tipo di metafora. Gesù ha realmente sudato sangue. È una cosa che può capitare a chiunque, tra virgolette, perché è una cosa molto, molto rara. Immaginate il livello di stress che una persona deve essere sottoposta per questo. Deve essere un stress fisico, psicologico e emotivo, molto, molto intenso, finché i vasi sanguigni possono rompersi. Era questa la situazione di Gesù. E lui in mezzo a questa agonia pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Ma qual era questo calice? Di cosa Gesù parlava? Del dolore? Della morte? Non credo. Nel libro di Deuteronomio, capitolo 21, 22 e 23, versi 22 e 23 dice: Quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai su un albero. Qui faccio un'osservazione che la traduzione più adatta non è un albero. La parola utilizzata nell'ebraico riguarda qualsiasi cosa fatta da legno. Quindi potrebbe essere anche un albero, ma qualsiasi cosa fatta da legno. Quando una persona che aveva commesso qualcosa, un delitto, che doveva pagare con la vita, e questa persona era appesa a qualcosa di legno, il suo cadavere, verso 23, non rimarrà tutta la notte sul legno, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Nel libro di Galati, quando Paolo scrive ai Galati, dice, capitolo 3, verso 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione dalla legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, che è una riferenza al capitolo 21 di Deuteronomio. Gesù, quando è stato crocifisso, si è fatto maledizione al posto nostro. Quando lui ha pregato al Padre: se vuoi, allontana da me questo calice, lui non stava parlando di dolore,
Se il peccato è la separazione di Dio, in quel momento lì, lui, quello che era il Dio incarnato, che era un solo con il Padre, stava per soffrire una separazione. Stava per portare tutti i nostri delitti, tutti i nostri peccati, tutta la nostra maledizione. Era questo il calice che lui voleva allontanare. Sicuramente qualcosa che noi, umanamente parlando, non siamo in grado di capire cosa significava per lui. Era per questo che soffriva. E è più o meno quello che dice Paolo nella seconda lettera, anzi, nella prima lettera di Pietro, Paolo la prossima, prima lettera di Pietro, capitolo 2, verso 22 e 25. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si trovava un inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava peccato. Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ragazzi, è questo che Gesù ha dovuto sopportare. Sicuramente non era la paura di morire, non era la paura di soffrire, ma era la separazione del Padre. Dio si è fatto, il Dio vivente, il Dio incarnato, si è fatto peccato per noi. Quindi torniamo più o meno a parlare di Pietro. È stato uno dei primi discepoli, aveva riconosciuto fin dall'inizio dalla divinità di Gesù, quando ha detto: Padre, Mestre, allontanati da me perché sono peccatore. Ha riconosciuto lì la divinità di Gesù. Pietro è stato quello che ha dichiarato pubblicamente che Gesù era il figlio di Dio, e nella cena aveva detto anche che era pronto a morire per Gesù, prima che Gesù gli dicesse, grazie, che lui lo avrebbe rinnegato per 3 volte. Pietro, ascoltando quello da Gesù, voleva probabilmente dimostrare in qualche modo che no, io rinnegare Gesù, io non farei mai. Se avrò l'occasione, se avrò l'opportunità, dimostrerò che non sarò quello che rinnegherà Gesù. Andiamo un po' più avanti e Giovanni capitolo 18, verso 10-11 dice: allora Simon Pietro, che aveva una spada, qui parliamo già quando i soldati con i farisei, tutti quanti sono andati da Gesù per prenderlo. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Fodero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Pietro, che era lì, voleva dimostrare il suo coraggio. Arrivano i soldati, lui prende la spada e non dice, ma forse ha pensato: questo è il mio momento, è qui che dimostrerò il mio coraggio, dimostrerò che sono disposto a fare tutto per Gesù. Prende la spada, taglia l'orecchio di quell'uomo, Malco. Non credo che lui puntasse proprio verso l'orecchio, ma ha tolto l'orecchio di quell'uomo lì. La risposta, né? Quello che Gesù ha detto a Pietro è: ma cosa fai? Cosa stai facendo? Cerca di evitare quello che sta per succedere a me?
Non berrò forse io il calice che il Padre mi ha dato? Sì, Gesù ha pregato, se puoi, allontana da me questo calice, ma che sia fatta la tua volontà. E la volontà del Padre era che Gesù fosse morto al posto nostro. E Gesù era disposto a fare la volontà del Padre. Pietro, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato? Ma la realtà è che quando Gesù e gli altri discepoli non erano insieme a Pietro, lui ha avuto l'opportunità di dimostrare che era veramente coraggioso e disposto a tutto. E cos'è che lui ha fatto? La serva portinaia dunque disse a Pietro: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose: non lo sono. E questa è stata la prima volta. Dov'è Pietro? Torna qui, Pietro. La nostra terza scena. Vi ricordate le due prime scene? La prima qual era stata? I pesci. La seconda? Il pane durante la cena. E la nostra terza scena è Pietro che si scalda vicino al fuoco. E la parola di Dio dice: uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto nel giardino con lui? E Pietro da capo lo negò la terza volta. Ho saltato un verso, torno da capo, 25. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Questa è stata la seconda volta. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto nel giardino con lui? E Pietro da capo lo negò. E questa la terza volta. E subito il gallo cantò. Puoi restare un po' di più, Pietro. Quindi, di nuovo, proviamo a immaginare cosa avviene alla testa di Pietro. Poche ore probabilmente prima, lui ha tagliato l'orecchio di un uomo cercando di difendere Gesù, provando di dimostrare il suo valore, dimostrare la sua fedeltà, e poche ore dopo lui ha rinnegato Gesù 3 volte di seguito. E alla terza volta, quando il gallo cantò, sicuramente in quel momento lì, Pietro si è ricordato di quello che aveva detto Gesù. In quel momento lì, lui si è reso conto di ciò che aveva fatto. Lui, che diceva di essere fedele, che diceva di essere pronto a morire per Gesù, ha rinnegato Gesù, non una, ma 3 volte. In quel momento, probabilmente Pietro è stato distrutto. Il suo cuore a pezzi, perché sapeva cosa aveva fatto. Nonostante fosse stato avvertito, lo ha fatto comunque. Ha rinnegato Gesù. E questa è la nostra terza scena. Pietro che rinnega Gesù mentre si scalda vicino al fuoco. Grazie Pietro. Puoi lasciare lì. Sì. Quante volte io e te abbiamo fatto esattamente la stessa cosa
di Pietro. Quante volte abbiamo deciso di peccare deliberatamente, nonostante sapessimo che quello era sbagliato, abbiamo deciso di fare. Facciamo un piccolo esercizio. Vi chiederò di, per alcuni secondi, chiudere i vostri occhi. E provate a ricordarsi. Forse c'è un peccato che abbiamo commesso magari poche ore fa, magari tanti anni fa. Magari c'è un peccato in cui ci vergogniamo persino di ricordare, che magari proviamo a evitare, che forse non abbiamo avuto neanche il coraggio di chiedere il perdono a Dio. Forse per vergogna di quello che abbiamo fatto, forse perché crediamo di essere una cosa imperdonabile. O forse abbiamo già chiesto il perdono, ma ci sentiamo come se non fossimo stati perdonati. Forse c'è stato un periodo buio nella tua vita in passato, oppure stai affrontando adesso questo periodo brutto. Non so se c'è qualcosa che viene in mente a voi. Potete aprire gli occhi. Tutti noi abbiamo fatto come Pietro. In un momento o l'altro, tutti noi l'abbiamo fatto. La buona notizia è che Gesù ha già pagato il prezzo per i nostri peccati. Non serve più nessun altro sacrificio. È per questo che Lui ha sofferto, è per questo che ha dovuto morire e ha risorto. L'Evangelo di Marco, capitolo 15, versi 33 e 34 dice: Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il proprio Dio incarnato gridava al Padre, perché stava portando con sé i nostri peccati, la nostra colpa. E come abbiamo detto già all'inizio, sappiamo che non è finito così, sappiamo che Lui ha vinto la morte, sappiamo che Lui è risorto, sappiamo che il sepolcro è vuoto. Amen. Vi ricordate di Pietro? Lui aveva il cuore così distrutto, così a pezzi, che ha scelto di un po' tornare alla vecchia vita. Lui è tornato a pescare. Vangelo di Giovanni, capitolo 21. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Ricorda qualcosa la prima scena che abbiamo visto? Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete del lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Torna qui, Pietro. Vai davanti al tavolo lì, così tutti...
la scena si ripeteva. Verso 7. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse le vesti perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca poiché erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando le reti con i pesci. Appena scesero a terra, videro là. Cosa? Dice il testo? Delle brace. Prende il fuoco, Pietro. Attento per non bruciarsi. Appena scesero a terra, videro delle brace, del pesce e del pane. La prima scena che abbiamo visto, la seconda e la terza. Gesù disse loro: portate qui dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Il pesce, il pane e il fuoco. 3 scene che avevano fatto parte in momenti cruciali della vita di Pietro, si ripetevano tutto allo stesso istante, quando Gesù è andato di nuovo a trovarlo. Se Pietro aveva il cuore distrutto, immaginate cosa ha passato nella sua testa in quel momento lì, con Gesù che era seduto accanto a lui, con tutti quei simboli, con tutte quelle cose che lo portavano in memoria quando è stato chiamato da Gesù, quando ha condiviso il pane con Gesù e quando ha tradito Gesù. Era praticamente un film della sua vita. E lui, davanti a Gesù, guardandoli negli occhi, cosa forse provava Pietro in quel momento? Dal verso 15 in poi, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse una terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Grazie Pietro, puoi tornare. Qui la traduzione italiana fa una distinzione fra mi ami o ti amo e ti voglio bene. Nel greco la parola utilizzata, le parole che sono phileo e agape, anche lì hanno una differenza, però sono anche sinonimi, nel senso sono parole che possono essere interscambiabili, posso dire così, sono parole che si possono utilizzare per dire la stessa cosa. Quindi la traduzione più adatta sarebbe: Pietro, tu mi ami? E Pietro che risponde: sì, Signore, io ti amo. La domanda che dobbiamo fare è: perché Gesù ha chiesto 3 volte a Pietro? Secondo voi, perché? Gesù voleva restaurare il cuore di Pietro. Lui molto probabilmente non era in grado neanche di
a malapena dirigere la parola a Gesù dopo aver fatto quello che ha fatto. Era distrutto, ma Gesù voleva riscattarlo. Gesù voleva prenderlo di nuovo con sé. Gesù voleva restaurare il suo cuore. Gesù sapeva che Pietro si era già pentito, Gesù aveva già perdonato Pietro, ma era Pietro che doveva capire questo. Era Pietro che doveva capire che Gesù aveva già perdonato i suoi errori. E se Gesù era lì in quel momento a chiedere a Pietro, Pietro, tu mi ami? Lui è anche davanti a noi molte volte nella nostra vita a dire, tu mi ami? Cos'è che rispondiamo? Noi pecchiamo. Vi ricordate magari quando ho chiesto di chiudere gli occhi, magari provare a ricordarsi di qualcosa che abbiamo fatto? Che forse non abbiamo il coraggio di chiedere perdono a Dio, non abbiamo forse la vergogna, o forse nonostante abbiamo già chiesto il perdono, forse c'è quella sensazione di cui non siamo veramente stati perdonati. Credete, Gesù conosce il nostro cuore. Egli è lì davanti a voi a chiedere, tu mi ami? La lettera di Paolo Colossei, capitolo 1, verso 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Lui è morto e è risorto. Isaia 53 dice, anzi lascio l'immagine, Isaia 53 dice, Egli è cresciuto davanti a Lui come una pianticella, come una radice che esce dall'arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facciamo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che li portavano, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi non lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Ele è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroccato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, ele non aprì la bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Amen. Il gruppo di lode stasera
avremo la cena del Signore. Così come Gesù ha condiviso il pane e il vino con i suoi discepoli nella notte in cui fu tradito, lo faremo anche noi stasera in memoria di Lui. Ma c'è una cosa importante che devo dire, è che questo momento è un momento per quelli che hanno capito il sacrificio di Gesù nella croce, quelli che vogliono vivere una vita degna del Vangelo di Cristo. Non perché siamo in debito con Lui per quello che ha fatto, ma perché vogliamo stare nella Sua presenza. Perciò in questo momento chiedo a quelli che parteciperanno della cena di alzarsi. Lizzy e Fede.
scrive ai Corinzi dice: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche del calice dicendo: questo è il calice, è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne berete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Stasera faremo qualcosina di un po' diverso. Nella mia chiesa in Brasile, ogni volta che facevamo la cena, prima di mangiare il pane e di bere il calice, avevamo, come si può dire, come se fosse un grido di battaglia, si può dire così? Era qualcosa di speciale e mi manca tantissimo farlo, quindi vorrei proporvi di fare stasera la stessa cosa. Prima di mangiare il pane diciamo tutti insieme: Gesù Cristo vive. Gesù Cristo vive e ritornerà. Va bene? Riusciamo a dire tutti insieme? Gesù Cristo vive e ritornerà. Mangiamo. Prima di bere, il sangue di Gesù ha potere. Insieme? Il sangue di Gesù ha potere. Amen. Grazie Padre. Grazie per il privilegio di celebrare la morte e la risurrezione di Cristo, che ci ha lavati, ci ha purificati, e è grazie a questo che possiamo avere una vita insieme a te. Grazie perché tu ci hai amato così tanto da inviare il tuo unico figlio, e grazie perché abbiamo il privilegio di ricordarsi di questo con la nostra Chiesa, con la tua Chiesa, che è la nostra famiglia. Grazie di tutto, in nome di Gesù. Amen. Noi
persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati tu calpestato senza dir una parola sola, a dolore si arrese fino alla morte. Egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua voce grazia e perdonare. Tu sei un agnello che per i nostri peccati tu calpestato senza dir una parola sola, a dolore si arrese fino alla morte. Egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Signore Padre, ti ringrazio nuovamente per il sacrificio che hai fatto per noi in croce, Signore. Ti ringrazio per questo momento in cui ci siamo potuti ricordare di tutto ciò, Signore, del tuo amore, di tutto quello che hai dovuto soffrire a causa nostra, Padre. Ti ringrazio perché abbiamo avuto la possibilità di poter mangiare il pane e bere il calice, Signore, insieme a tutti i nostri fratelli, Signore, perché siamo qua tutti insieme, perché tu sei l'unica cosa che praticamente ci unisce, Signore. Sei la cosa più importante che ci porta ad essere qua oggi, Signore. E io ti ringrazio per l'amore che continui a dimostrare verso di noi, per tutto quello che fai verso di noi, Signore, perché il tuo amore non si è fermato là in croce, ma lo rinnovi ogni giorno verso di noi, Signore, per quanto noi non ne saremo meritevoli, Signore, ma tu continui. E io ti ringrazio per questo, Signore. Benedici la vita di ognuno di noi con la tua intensa presenza, Signore, con la tua voce, Signore, che possiamo davvero seguire te, seguire la tua voce, seguire i tuoi comandamenti, seguire quello che tu hai preparato per noi su questa terra, Signore.
ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di portare la tua parola e ti ringrazio davvero per tutto quello tutte le opere che hai iniziato in noi, per i piani che hai per ognuno di noi, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Vi rubiamo ancora qualche minuto per gli avvisi. Allora, questa sera non ci sono i piccoli gruppi, quindi appena finito qua non ci sono i piccoli gruppi. Al bar ci saranno delle coscigna e bibite, quindi se volete passare lì, il bar sarà aperto questa sera. Domani alle 8 del mattino, dite con me, alle 8 del mattino. Alle 8 del mattino. Bravi, ci sarà il culto di Pasqua, quindi non alle 10:30, ma alle 8 del mattino. E dopo faremo una colazione tutti assieme, quindi rimanete per questo momento di comunione, insomma, con la colazione dopo. Il 1° maggio invece ci sarà un evento per tutti i membri con, eccolo lì, con inizio alle ore 10 per una formazione spirituale, un momento di comunione, e pianificazione e lode. Quindi se sei membro sei caldamente invitato a partecipare a questo evento. E infine dal 30 maggio al 2 giugno ci sarà il nostro campeggio. Il tema del nostro campeggio sarà Cristo senza compromessi e sarà a Barcis, quindi nella provincia lì di Pordenone. Il costo è di 130 euro, ma è possibile farlo in 2 rate, quindi una al momento della iscrizione e l'altra entro il 20 maggio. Adesso per alzata di mano, chi vorrebbe partecipare al campeggio di quest'anno? Alzate le manine ben su, così. Ok. Quindi vi invitiamo a iscrivervi velocemente, correte. Le iscrizioni le potete fare con Gabriel, che è lui. Quindi correte, iscrivetevi al campeggio e che possa essere veramente una trasformazione nelle nostre vite. Ok? Credo sia tutto. Preghiamo per finire il nostro culto. Vi chiedo di alzarvi in piedi di nuovo. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questo culto, ti ringraziamo, Signore, per l'opportunità che abbiamo di essere nella tua presenza, di essere con i nostri fratelli, oh Padre. Ti chiediamo di continuare a benedire le nostre vite, questa serata, oh Padre, e che noi possiamo, Signore, non ricordarci del tuo sacrificio soltanto in questo periodo dell'anno, Signore, ma in ogni istante della nostra vita, Padre, che possiamo veramente dedicare la nostra vita a te e che possiamo, Signore, ringraziarti, Signore, per il tuo sacrificio sulla croce per noi. È questo, Signore, che noi ti chiediamo. Benedici ogni fratello nostro qua, oh Padre, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa essere con noi e possa guidarci, Signore, nella nostra vita, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ciao. Per finire cantiamo l'ultima canzone per ricordarci che Lui ci ha dato la grazia dopo il suo sacrificio. Amen. Tutto il mondo intero che ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, guardate i miei miei, hai dato la tua vita. Sì.
ciò che hai fatto in me. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, quanta più pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Diciamo che Lui è degno. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, quanta più pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie Gesù Cristo. Mangiamo coscino adesso.